Torniamo in Italia, grave incidente in una fabbrica di materie plastiche ad Ottaviano in Campania, un operaio è morto. Sentiamo in diretta l'inviata Isabella Romano. Sì, qui ad Ottaviano la colonna di fumo nero continua ad essere ben visibile a 4 ore di distanza, a 4 ore dall'esplosione. Forse una bombola di gas all'origine, ma i vigili del fuoco che sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l'area al momento non escludono anche altre ipotesi. E vediamo nelle immagini girate nel pomeriggio dall'elicottero della polizia come si presenta questo stabilimento sventrato. L'esplosione pochi minuti prima delle 16. È un'azienda che produce componentistica in plastica e gomma e aveva riaperto soltanto ieri. All'interno c'erano una settantina di operai, in realtà nella zona che è stata interessata dall'esplosione ce n'erano molti meno. Lo dicevate, c'è stata una vittima, un operaio è morto di 55 anni, altri 2 sono feriti, uno è in condizioni gravi con gravi ustioni, ricoverato all'ospedale di Nola. I sindaci della zona hanno invitato i cittadini a tenere porte e finestre chiuse. L'Agenzia regionale per l'ambiente è arrivata sul posto per i rilievi sulla qualità dell'aria, è arrivato sul posto anche il magistrato della procura di Nola che aprirà un fascicolo di inchiesta. Da Ottaviano è tutto, a voi.